Siamo con Roberta Urso, responsabile pubbliche relazioni dell'azienda Sette Soli siciliana, e vi presenteremo un progetto molto particolare che ha coinvolto completamente il territorio. Ma prima di tutto parliamo del rapporto reale che esiste tra il vino e il territorio. Il vino è figlio del territorio e per questo, essendo ogni territorio diverso, genera e produce, grazie a una vigna distintiva, vini assolutamente di grande personalità e che ne rappresentano fortemente tutte le caratteristiche, contraddizioni, potenzialità e vocazioni. E tra il territorio e la gastronomia, perché il vino alla fine deve essere poi consumato a tavola, quindi ci deve essere un rapporto diretto tra il vino e il cibo, ma sovente tra il territorio e la gastronomia c'è un legame inscindibile. Cosa ne pensi? Io penso che ogni vino esprima meglio se stesso attraverso il giusto abbinamento, e siccome vino è territorio, attraverso l'abbinamento di quelli che sono i cibi che quel territorio genera insieme all'uva. Ma i ristoratori, senza ombra di dubbio, oggi in qualche modo sono rimasti gli interpreti della cucina del territorio, sovente reinterpretata, rimodernata, ma in realtà i veri angeli custodi del territorio chi sono? Gli angeli custodi del territorio sono le mamme, le nonne di Menfi, che da generazioni si tramandano quelle che sono le ricette della cucina povera contadina, nata proprio dal cibo che si prendeva e si prende ancora oggi dall'orto. Donne che i concetti assolutamente di avanguardia come il chilometro zero e il biologico l'hanno sempre applicati con estrema semplicità e naturalezza, e che quindi ancora oggi nelle proprie cucine, nelle cucine di casa, non fanno altro che quotidianamente per la famiglia, da veri focolari angeli del focolare domestico, non fanno altro che preparare questi cibi buonissimi, semplici, utilizzando solo 3 elementi: le mani, l'amore e un pizzico di fantasia. Benissimo, e partendo da questo straordinario concetto voi avete creato un qualcosa di assolutamente straordinario, una scuola di cucina contadina e domestica, oserei dire. Ce ne puoi parlare? Con molto piacere. Le mamme e le nonne di Menfi sono parte della nostra comunità, perché Mandra Rossa, che è appunto una linea di vini figlia appunto di una straordinaria comunità di viticoltori che ogni mattina pettinano il proprio vigneto e lo trattano veramente con la stessa cura con cui potrebbe trattarsi un figlio, e appunto ha avuto quest'idea, quella di recuperare tutti questi piatti della tradizione povera contadina, attraverso quindi la collaborazione, la preziosa collaborazione delle mamme e delle nonne, che coordinate da una chef siciliana che si chiama Bonetta Dell'Olio ed è proprio un'ambasciatrice dei prodotti tipici siciliani della cucina tradizionale siciliana, si stanno confrontando, mettendo insieme appunto questa grande know-how, questa grande sapere che sono le ricette della cucina contadina. Le signore trasferiscono queste ricette facendosi coordinare dalla chef agli chef del territorio, e questo è un grandissimo esempio di sinergia. Sono 17 ristoratori di Menfi, del nostro territorio, che si fanno trasferire dalle signore queste ricette antichissime molte di cui nessuno sembra più ricordarsi, altre invece che quotidianamente si preparano in casa ma che non vengono proposte in ristorante, per far venire fuori proprio un menù del territorio, genuino, semplice, quello che oggi il consumatore chiede, fatto di prodotti della terra. Ma come l'hanno preso i ristoratori di essere in qualche modo educati dalle loro mamme, dalle loro nonne? L'hanno presa benissimo ed è straordinario, dico straordinario, vederli tutti insieme lavorare intorno a questa grande cucina, scambiandosi idee, consigli, suggerimenti, e la cosa ancora più bella è vederli insieme anche preparare la preparazione del piatto con fiori di campo, con erbe fresche, con tutto quello che la natura ci offre, dando vita a uno straordinario mix appunto di profumi e di colori. Ma alcune di queste mamme e nonne sono diventate quasi delle piccole star, fotografate, riprese, perché questo progetto che è appena all'inizio ma sicuramente farà molto parlare di sé. Ma è vero che c'è addirittura in programma di mandarle fuori dall'isola
per portarle in giro per l'Italia ad insegnare e a cucinare per altri? Assolutamente sì, perché queste signore sono delle persone straordinarie, solari, disponibili, assolutamente entusiaste del progetto, e sono state proprio loro a proporsi per appunto farsi insieme a Bonetta dell'Olio ambasciatrici della cucina povera contadina del territorio. Questi loro visi così semplici, così solari, ha fatto sì che avessero tanta visibilità, e quindi hanno veramente attratto l'attenzione del pubblico, e arrivano già delle richieste di serate piuttosto che di cene in location particolari, dove non si vuole, senza nulla togliere, lo chef stellato, ma si vuole una brigata di cucina di signore che con la loro genuinità e semplicità porteranno certamente tutta l'essenza e la bontà del nostro territorio. Perfetto, quindi dalla cantina alla cucina. Bene, grazie Roberta e complimenti per questo splendido progetto. Buon appetito!